Ed eccoci qua ancora un'altra volta con voi. E che dire, che il mio sentimento è tale tanto che io Che sei potrei così anche poetico dire, non oggi? lo so, Un po' meno, fai un po' più normale. più normale. Sì, dai, Hi, easy. my friend. Più easy, più We easy. have, noi siamo easy. Più easy. Oggi la puntata sai qual è? Qual è? Eh? Easy. Easy. Qual è la puntata? Easy. Easy. No, oggi la Bene. vedo male, ragazzi. Com'è la puntata? Easy, ma come faccio a non salutare te? No, ragazzi, Che mi veramente, io guardi, pensavo che l'avessi mi dimenticato, guardi. dai, ma Anche che sei... te, e Dai, te, no, e te. basta, mi rifiuto, E ragazzi. quella Mi telecamera rifiuto. nostra dell'artrosi Mi cervicale. rifiuto, ragazzi, ma uno E può poi, una trasmissione seria. scusami. Guarda un po', guarda qua, va. Dai. Cazzo! La picciriglia che non ci abbandona. No, E chi ci guarda. toglie dai malanni? Lui, lo zio Gianni. Sempre pelato. Guarda. Sempre pelato. Che dire, sono commosso nel sapere che c'è stata una riunione all'ONU. Sì, Organizzazione delle Nazioni veramente? Unite. Insomma, qual era l'argomento? Il presidente ha detto, da trasmissione a me mi piace assai. Così proprio, non sì, penso. Sì, oriundo. La trasmissione nostra? Da trasmissione c'è che la volo cotta, mi piace assai. Per cui ringraziamo l'ONU. Dico, non metto Organizzazione limiti, però... delle Nazioni Unite che si guarda anche la nostra trasmissione. Vabbè, se lo dici tu, dico, Oggi siamo a proposito contenti. di ONU faremo un viaggio nel mondo. Ah, bene. Let's go to the Sicily. Ah, e quindi? E che vuoi dire? Andiamo in Sicilia? Andiamo in Sicilia, per cui faremo una miscellanea di cibo americano con il cibo siciliano. Ah, bene. Qual è il dolce che ti ricorda proprio l'America? L'America? La C? La C? La cima di... La cima del rato. La cheese? La cheese? La cheese... La cheesecake? La cheesecake. La cheesecake. E invece il dolce tipico siciliano è a base di crema di riz. Vabbè, ragazzi, di riz, la cassata, no? C'è la riz. Guarda, ma veramente no, quella tutta è questa... ricotta grezza, quella. È buona la ricotta grezza, no? Allora, che cosa abbiamo fatto? Non lo so. Io che cosa abbiamo fatto? Io. Abbiamo unito la cheesecake con un prodotto di crema siciliana che è ricotta e facciamo la ricotta cake. E quindi ho deciso, signori, di Cosa mischiare, hai di deciso? contaminare Cosa? la cheesecake tipica, tipico Hai dolce americano con la nostra cassata siciliana. Ecco, procediamo, Dopodiché, vai. qual è il panino tipico americano? Vabbè, l'hot dog. L'hot dog, che significa cane caldo. Uno si mangia un Un cane cauro. Boh, vabbè. E noi abbiamo fatto Non hot lo so sausage. perché. Hot sausage. È più carino. Hot sausage. sausage è più carino. Sì. E allora iniziamo la preparazione mista. Inizio da preparare l'hot cake. Mista, ragazzi. Tu sapevi per esempio... Non avete idea della puntata Tu di sapevi oggi. per esempio che l'hot dog vero non è alla brace ma è bollito? Sai che non lo sapevo, non E lo te l'ho sapevo. detto io. È bollito. Ah, come insegnano i tedeschi, dicono? Va bene, io voglio andarmene via io adesso. Capito? E allora, mettiamo questo di qua, i hot dog. Mi come arrivano insegnano i suggerimenti tedeschi. così, ragazzi. E allora, tedeschi, guarda che no. facciamo. Prendiamo Non lo possiamo una fare. foglia di essi. Sì, una foglia di alloro. Allora, essi lo stesso. Possiamo cambiare la nostra No, autrice? questa la lasciamo, è no, bellissima. l'autrice la È possiamo bellissima cambiare. invece, è bellissima. Allora. Poi andiamo a mettere un po' di pepe in grani. Così. Sì, ma che bellino questo pepe nuovo. Vabbè. Esatto. Andiamo a mettere questa mezza cipolla. Mezza così. cipolla, ragazzi, non una, eh? Mezza. Perché così, mezza? Mezza. Mezza Sufficiente. cipolla. E aspettiamo che si bollia. Sì. Così. Va bene? Bravo. Dopo che si bollia, Sì. mettiamo leggermente, perché questo lo facciamo, lo italianizziamo. Un po' di rosmarino? Un po' di rosemary. Vai. E lui bollisce. Stiamo Bollisce. preparando la base per fare gli hot dog. Sì. Gli hot sausage. Va Gli bene? hot sausage. Prepariamo la cake. Dai, La quindi quello... ricotta cake. Iniziamo a fare la preparazione della crema Sì. che andrà all'interno della base. Com'è la base, Desi? La base fatta per dai altezza biscotti. diviso 2, il prodotto diviso 2. Giusto? Che c'è? No, non mi chiamate più, non vengo più. Non vengo più. No. Dai, No, niente. abbracciami. Basta così. Ma che dai, cos'è? Basta. Ci Non mi hai abbassa. voluto abbracciare, Ci abbassa. me lo ricordo. Allora, vedi, senti che profumo. A te ti pare che non c'è? Un ma il profumo di c'è. alloro, pepe e cipolle, esattamente. A questo punto, guarda che Yes, sì. facciamo. La salsiccia che di solito noi la facciamo al sugo alla brace,
Vi andiamo a rendete conto, bollire ragazzi? come se fosse un hot dog. Non c'è la reazione di Maillard, No. c'è di Bogliard. E c'è Che c'è? reazione di Boiardo. Bogliard. Boiardo è un cucino di maiale. Giusto. Va bene, andiamo a Hanno preparare. scoperto queste due cose, uno Allora, sul Maillard. adesso ritorniamo alla ricotta cake. Ritorniamo, ragazzi, che è basta. così, guarda, così. è. Prendiamo la ricotta, La ricotta abbiamo detto grezza. Grezza. Quindi proprio quella che Poi vi dà prendiamo lo la zucchero, pecora. che poi le quantità ve le faccio vedere, quelle che ci vanno, eh. Le quantità esatte ve le do io, così. E andiamo a... Che c'entra la pecora? Vabbè. lascia stare, io molto sono, ma perché, e facciamo questa ricotta, va bene? Dai. Mentre si fa questa ricotta, Mantechiamo la ricotta, ragazzi. dobbiamo- Ricotta e zucchero, step by step. non stiamo mantecando, stiamo facendo la crema. Vabbè, insomma. Va bene. Stiamo facendo la crema. Uno cerca di utilizzare dei termini un pochettino Prendiamo più... questo pentolino Sì, sì. e andiamo a mettere della panna. Vai. E il latticello? No, questa è panna, Ah. panna fresca. E la aggiungiamo. L'hai fatta tu? No, questa sì, ora faccio pure la panna. Ok, la mettiamo sul fuoco mentre il nostro hot dog continua la cottura. Andiamo Vai. a vedere la crema, Sì. facciamola andare. Che hai messo? Metà ricotta e metà zucchero? Come si fa? Sì, no, poi le Più o meno? vediamo. La base della cheesecake la facciamo con i digestivi, Sì. digestivi che andiamo a frullare proprio. Vai. E poi aggiungiamo il burro fuso. Sì. Le quantità ve le faccio vedere. Vai. Per ottenere questo composto, guarda, Bello. abbiamo ottenuto la base. Buoni. Sì, fine così. Non comprate quelli scarsi, comprate quelli originali. Esatto. Dillo. Che cosa? Biscotti. No? Che c'è? Ok, niente, non mi fate dire niente, io me ne voglio andare. Allora. E mettiamo a scaldare anche la panna, vedi? Ti spiego poi a che ci serve. Qui stiamo bene frullando Andando. e aggiungiamo La panna. quest'altro po' di panna. Qui, insomma, Ricotta, zucchero e panna, e giusto? questo le possiamo togliere. Dopodiché, che cos'è questa? Che vedi, Presidente? Una medusa. Ah, medusa d'acqua dolce però, è giusto? Esatto, è una medusa, ragazzi. D'acqua dolce. Stiamo facendo bollire questo poco di panna. Con la mano prendiamo la medusa La strizzate. e si... Ah! Mi sono bruciato, mi appunto. La strizziamo bene bene È e la morta. mettiamo dove? Nella panna Nella che panna. stiamo scaldando. È una ricetta cinese, ragazzi. Medusa con panna. Niente. Abbiamo perso No, veramente. no, no, dai, ragazzi, andiamo. Cosa stiamo preparando? La medusa con panna. No, la cheesecake in Ricotta versione cake. siciliana, quindi ricotta Spegniamo cake. che sta bollendo, vedi? Dai, spegni la E panna buttiamo giù e metti la medusa. la medusa e facciamo sciogliere questa medusa. Spegniamo, andiamo a vedere la crema, Ecco, che abbiamo fatto una bella crema. Me la assaggia la crema? ma ragazzi, abbiamo fatto la crema, Esatto. Com'è? buonissima. A questo punto che abbiamo fatto fondere la nostra gelatina, guarda che facciamo. Togliamo il bicchiere. Mi dai una marisa? Mhm. Questo è suo, questo è mio. E andiamo ad aggiungere mano a mano Che crema vi abbiamo fatto, ragazzi, che crema. per non smontare la crema. No, E qui dove è contenuta la gelatina. Questo lo posi nel lavello, ecco, E abbiamo modificato questa
bellissimamente crema, facciamo incorporare il tutto. Io penso che la camera dell'artrosi cervicale sta facendo vedere, mentre il nostro hot sausage continua. Guarda che bello. Bella, bellissima. Bella Belinda è innamorata, mangia da sola. Ragazzi, basta. Allora, senti, allora i digestive si mischiano col burro, si frullano, si mettono qui e quanto stanno in frigo? Almeno un'oretta, 2 orette perché deve rassodare il burro. Diventa duro. duro, ok? Bene. Quindi a 20 minuti a 180 gradi, ricordate? No? No. Vabbè, quello è un altro, quindi 1 ora e mezza nel frigorifero. A quanti gradi? Gradi. Cerchiamo di essere... -2 da un lato e -3 dall'altro. Cerchiamo di essere precisi. Quanti gradi? Dentro il frigorifero. 5 gradi? 4-5 gradi. 4-5 gradi, ragazzi. 180 gradi, 20 minuti, no. Poi abbiamo fatto questa crema di ricotta E stiamo andando e andiamo ad assemblare. ad assemblare questo. Mettiamo questo di qua. Ecco, il frigo com'è? Sotto e sopra? Ventilato? Mamma mia, ragazzi, ma che cos'è? Allora, questa adesso va in frigo e poi vi faccio vedere la risultanza, va bene? Consigli per i A consigli. tra poco. Anzi, concert for consigli. Ma che è? L'americano e l'italiano. Concert for No, consigli. ragazzi, veramente, guarda, questo... Concert for consigli. Questa che abbiamo fatto rassodare, raffreddare. Sì. Ora andiamo a mettere questa così. Cos'è questo? È un topping di cioccolato. Vabbè, chi se lo può permettere? Fatto, no, tutti se lo possono Topping, permettere. dico, va. No. Cioè, non no, tutti, ragazzi. Certe volte dico, va. Giriamo, Bisogna- giriamo. Da dove piatto, pancia Perché, scolpita. io il topping lo metto. Tu non lo so, dai. Io a mare vado col monochini, tu non ci crederai. Dai. è così, veramente. No, il io vado topping, top. ragazzi. Mi dai una Marisa? Sì, faccio io. Io... Topping gun? Topping gun. topping. Io oggi me ne voglio andare, non so perché. C'ho questa idea di andare. Quindi, vabbè, Ecco. quindi... Abbiamo messo il topping dopo che si era raffreddato un poco. A questo punto lo andiamo a pareggiare in tutta la torta così. Ecco qua, lo mettiamo in frigo e aspettiamo che il tutto si rassoda. certo. Nel frattempo dobbiamo far vedere, e vi darò le ricette, questo bel panetto ci è servito per fare i panini per gli hot sausage. Era chiuso il panificio? Io questa Hai tenda trovato chiuso, ragazzi, della produzione. Date i riferimenti al nostro Totino di panifici che non vadano in ferie, che non abbiano queste situazioni strane, perché poi uno si ritrova qui a dover fare addirittura il pane per portare a casa la puntata. Visto? Niente, C'è un ragazzi. detto catanese che dice la ammazza. Ecco. Bene, allora, quindi mi raccomando, fate il pane a casa. Esatto. Dai, è bello fare le cose a casa, tu. Polveriamo così. Mettiamo così. Mettete così i panini, quindi questa forma così stretta e lunga, tipo, Oblunga. tipo morbidone. Esatto, più o meno sì. Più o meno, ecco. Mettiamo questo qua. Tagliamo questo così. Vedi? È un impasto morbidissimo che poi vi darò le dosi, come si fa. Bene. Sì. Intanto facciamo questi panini. Fate Come? panini a casa è diverso, ragazzi, è un'altra cosa. Poi così li facciamo. Fidatevi. Però poi, giustamente, questi panini devono gonfiare Certo, e li andremo a mettere in forno. Quanto stanno in forno? 180 gradi, 20 minuti. Giusto? No, 200 gradi, un quarto d'ora circa. Vabbè, ragazzi, allora Dopo la ditelo. lievitazione li Se dobbiamo mi devi fare confondere, li dobbiamo dillo. fare brillantare. Cioè, quando mai si è visto 15 Giusto? minuti? Quanto hai detto? Statico o ventilato? Statico, Statico. bravico, È sempre lì, sta fermo lì, è statico. è statico. Ok, facciamo Allora, così. Facciamo questi e li portiamo in lievitazione. Così. Capito? sì, Poi li brillantiamo, certo, giusto? giusto. Così, e li andiamo a mettere a lievitare. Semplicissimo, Ma la ragazzi. magia della televisione qual è? L'abbiamo già fatti, ragazzi. Abbiamo già fatto i Il panini. panificio era aperto. Iai, ai, ai, ai.
Ok, Allora, vado sì. a prendere i panini. Bene ragazzi, abbiamo questi 6 morbidoni, ma neanche un sacchetto ti hanno dato al panificio, scusa. E Non ce vabbè, l'avevano? io finirà il giorno in cui io me ne La andrò. busta del pane. No E allora? ragazzi, stiamo scherzando, questi sono i panini che abbiamo fatto noi. Cominciamo a preparare il bel panino hot dog, bello dog. Guarda Sì, che bello. stavo vedendo proprio questo, guarda, la Lo morbidezza. apriamo, così, Meraviglia. apriamo Sì, e andiamo a mettere sì. un po' di senape. Un poco di senape, che vuoi? Un cucchiaino? Cucchiaio, Un cucchiaio? Vai, un cucchiaio. La senape, andiamo un altro cucchiaio. Noi ci mettiamo un po' di ketchup. Un po' di ketchup. Lo americanizziamo un po'. Certo, deve essere, l'hot dog è americano. Poi ci Poi? avviciniamo questi bei crauti che glieli aggiungiamo noi e mi dai però una pinzetta. Bravo. Guarda qua che ti faccio. Ah, che meraviglia. Uno. Quindi questo, metti 2 addirittura? 2. Quindi proprio severo. Sporchiamo di senape anche questi sasets. E andiamo di crauti. Così. Così. Prendi un piattino di quelli È rettangolari. pronto? Mettilo là. Ecco, la versione siciliana dell'hot dog. Che poi, Otto che cosa salsicce. vuol dire otto cane? Scusa, cane caldo, che vuol Cane dire? caldo, non lo so, è stato definito sempre così. Oh, Io lo condiamo un altro, e che dici? facciamolo, dai. Lo facciamo un altro, così. Così. La senape. Quella. La salsiccia. Una. Salsiccia 2. Noterai veramente, ti sembrerà strano il connubio di questa salsiccia, ma la salsiccia bollita. Ma veramente la Può salsiccia essere mai, bollita? però noi dobbiamo dire e dare qualcosa ai nostri spettatori, no? Certo. Di diverso. Qui c'è quella parte acetata. E voilà. E siamo pronti, ragazzi. Oh, E siamo pronti. il tempo di togliere tutto e prendiamo pure la torta. Che Pronti. dici? Va bene? Vai. Eccoci qua. Ora Pronti, che abbiamo ragazzi, pulito, abbiamo pronti. sfornato la nostra ricot cake. Meravigliosa, La devo mettiamo dire. qui. Posso? Sì, la mettiamo qui e possiamo passare all'assaggio. Che vi devo dire, ragazzi? Da dove... Prendi quel Se panino, do qua, aspetta che ti c'hai do una un- mano. Aspetta. Così. Aspetta, Madonna. Allora, vi dirò. Prende il panino e mi ci dà un morsettino. Abbiamo italianizzato con la nostra salsiccia. Hai visto? Ma veramente, non ci credevo, 8 sai? sasis. Ti piace questo contrasto dell'aceto? Non del- ci credevo, ragazzi, lo posso dire? Perché non ci credo? Ho detto non sarà un granché. E invece, È un granché. Bella amato. Mettilo qua. Gli dai un altro morso, inquadriamo un bel morso. il pane, ragazzi, il pane. Abbiamo fatto- Lo dico sempre io, il pane, fatelo in casa. E è un'altra da cosa. molto che fai il pane in casa tu. Non so, devi continuare ancora oppure? Fa una vita. È tutta un'altra cosa, è una questione di lievitazione, la sofficezza. Cioè, un'altra La qualità. sofficezza è- Anche la soddisfazione di farlo in casa e di dire l'ho Insufficienza. fatto io. Cioè, col pane comprato non sarebbe stata la stessa cosa. Andiamo avanti con la cheesecake. Andiamo. Buono. Mi serve un coltellino, un forchettino, Lo finisco dopo, un piattino. A te. Strano. Strano. E andiamo al taglio della nostra A te. cheesecake.
sentito come affondano il biscotto? Mamma mia ragazzi, ma che cos'è? Ma come ve lo spiego? Come? Scusate, fermi. Registro, ma fammi questi colori. Ma ti prego, prendi questi colori. Ma su via questi colori. Non è cheesecake, ricordiamoci che è una ricotta cake. Ricotta cake, quindi la versione Con la ricotta e non con lo un po' spalmabile. siciliana, ok? È tutta un'altra cosa, ragazzi. Sì? Vuoi mettere? Che scherzi. Guarda la stabilità. Stabilità. È la medusa. E la medusa, sì. Mi ha dato Jellyfish. l'assetto giusto. Va bene, in questa ricotta cake noi vi salutiamo, vi vogliamo bene, ci vediamo. Let's go to the Sicily. Ma anche in America mettono la medusa. No, sì, let's go to the Sicily. Buono. E il topping, che mi dici del topping? È top. Poi vi dico come si fa. Cacao amaro, un po' di panna, il cacao disciolto in acqua, ma non sul fuoco, ma a bagnomaria. Sì. Arrivederci, a dopo. A dopo, quando? A dopo. Ricotta cake, 250 g di biscotti digestivi, 125 g di burro, per il ripieno 750 g di ricotta, 170 ml di panna, 250 g di zucchero, 12 g di gelatina, vaniglia, ozza sizza, 4 nodi di salsiccia. Per la cottura della salsiccia 1 litro di acqua, una cipolla, una carota, 2 foglie di alloro, rosmarino, salvia, sale e pepe quanto basta. Per il pane, se lo volete fare voi, 500 g di farina zero o Manitoba, 25 g di lievito di birra, 10 g di sale, 50 g di olio di semi o, se preferite strutto, 50 g di zucchero, 350 g di acqua,